Mio figlio adesso che ha subito questo a livello psicologicamente sta malissimo, è a casa da scuola, non è riuscito a fare la partita di domenica. È arrabbiato, deluso, avvilito, ma ha trovato la forza di scrivere alla nostra redazione e denunciare quanto accaduto a suo figlio, accerchiato da una quindicina di coetanei di Caselle e di Santa Maria di Sala che l'hanno umiliato e picchiato in un parchetto di Murelle di Villanova di Campo San Piero. Finché erano là è arrivato un gruppo di ragazzi, circa 15-17 ragazzi, e il primo si è avvicinato a mio figlio e le ha chiesto il nome e subito le ha dato un pugno in faccia. E mio figlio ha reagito e poi sono arrivati gli altri e l'hanno riempito di pugni e di calci. E come che non bastasse, le hanno portati via i vestiti, il giubbotto, la felpa, le scarpe e l'hanno obbligato di inginocchiare e di leccare i sassi che erano per terra e minacciandolo che se dice qualcosa o lui o la sua ragazza, le ha minacciato tutti e due che li ammazza. Una situazione che nessun genitore vorrebbe mai vivere e proprio per questo ai nostri microfoni lancio un appello affinché episodi simili non si ripetano mai più. Il messaggio che voglio trasmettere a tutti i genitori che hanno i ragazzi di questa età è di seguire sempre i loro figli, di stare attenti cosa indossano i loro figli. Perché uno dei ragazzi che ha minacciato mio figlio, che le ha dato anche le botte, aveva un tirapugni e l'ha tirato fuori dalla tasca minacciando che se dici qualcosa te lo mangi questo e ti ammazzo te e la tua ragazza. Sono i comportamenti proprio imperdonabili dal mio punto di vista e mi dispiace per i genitori perché ho conosciuto più di qualche genitore, ho visto che quasi tutti c'è gente per bene, però voglio ripetere che se un figlio arriva a casa con un paio di scarpe, il mio figlio si arriva a casa con un paio di scarpe che non sono sue, mezzo ubriaco, e mi da genitore non faccio niente, arriviamo che fra 4-5 anni abbiamo paura di uscire di casa.